Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno, domenica 21 settembre. Valorizzare i doni di ciascuno. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 7. Questa parola di vita fa riferimento alle grazie e ai doni speciali che lo Spirito Santo aveva diffuso tra i cristiani di Corinto. Si trattava dei doni della profezia, dell'insegnamento, dell'assistenza e di altri che avevano lo scopo di promuovere la vita della comunità. Ci vuole dire che tutti questi doni, siano essi naturali o per grazia, provengono da Dio. Ed Egli ce li ha dati per il servizio agli altri e per il bene della comunità. Come vivere bene questa parola di vita? Mi sembra che in essa siano evidenziate due indicazioni. La prima è un invito a metterci al servizio della comunità. Per ciascuno può significare sfruttare meglio alcune qualità o talenti che forse erano inutilizzati. Per altri può significare dare un orizzonte più ampio al proprio lavoro, prestare maggiore attenzione alle esigenze del prossimo in modo che risulti un vero servizio reso ai fratelli. La seconda indicazione è quella di metterci in guardia contro l'individualismo. Questa parola di vita ci dice che il bene della comunità dipenderà soprattutto dal saper lavorare insieme ai nostri fratelli e sorelle, con spirito di amore reciproco e di unità. Domenica 21 settembre. Valorizzare i doni di ciascuno. Chiara Lubick, brani dal commento alla parola di vita del giugno 1980. Parola di vita settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.